cielo è azzurro, il mare è blu. Per la merendina ci pensi tu. Partiamo alle 5, torniamo alle 8, affittiamo il canotto. Affittiamoci un canotto e prendiamo il largo verso il mare blu. Oh, cara, remo un po' io, remi un po' tu. Hai portato il gorgonzola, l'emmental, le uova, cioccolata e tè. Oh, cara, cosa farei senza di te? Che idea, sospinti dall'alta marea. Che idea, senza la bussola, che idea. E poi, due punti nell'oceano noi, così vicini ma lontani, nessuno tranne i pesci e cani. Ehi, ma che fai? Non sapevo soffrissi di vertigini. Non mi sbaglio annegando, stai. Lasciami dai, perché coinvolgermi? Mentre vai giù, non rammento di te alcuna virtù. Mentre vai giù, io mi sento su. Via le tue mani dal canotto e vai sempre più sotto. Non ti vedo già più, che strana donna eri tu. Affittammo quel canotto e prendemmo il largo verso il mare blu. Oh. Buongiorno Antonino, a te la linea. Grazie Natalia, buon lavoro a te. Come vedete abbiamo fatto il cambio dei macchinisti in orario a Tiburtina e allora siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre Capitaneria di Porto, Antonino Danna al microfono con voi. Avete ascoltato la nostra intervista anche con Suad Sbai, che ci ha raccontato, insomma ci ha detto qualcosa di molto interessante su cui riflettere a proposito dell'immigrazione. 340 670 9659 se avete voglia di dire la vostra, 029294 7222, telefono aperto in questo momento. Andiamo con le ultime notizie dell'ANSA. La Fridriksen, primo ministro danese, pronti a chiudere le frontiere se ripartono i flussi migratori. Ancora, emissione di cenere dell'Etna, voli sospesi a Catania fino alle ore 18. Attentato a Ranucci, iniziata a Rebibbia l'interrogatorio della Vitola. Mattarella, la volontà di dominio si riaffaccia, Tajani alla commemorazione dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Conte, c'è anche Conte, il no al fascismo deve rimanere sempre vigile e attuale. Spazio astronomia, l'eclissi di sole, regina degli streaming, da YouTube a Netflix. Il rapporto della Camera, le rinnovabili coprono il 20% dei consumi dell'energia, al 2030 serve il doppio. Monitoraggio del servizio studi, il trasporto è il settore più lontano dall'obiettivo, che, se permettete, con
l'idea di elettrificare il paese e farci andare tutti quanti con la macchina elettrica non è veramente bene, avrebbe detto il profeta di quello. Si sono fatte le 13:22, allora adesso noi ci avviamo alla parte finale della nostra trasmissione, ci ascoltiamo una bella canzone del 1995 di Daniele Silvestri, L'uomo col megafono, e poi tocca a Fabrizio Protti. Fabrizio Protti, che è il presidente e fondatore dello Sportello Amianto Nazionale, e con lui facciamo il punto della situazione sul dramma dell'amianto che silenziosamente in questo paese continua a uccidere degli innocenti e nessuno sembra quasi interessarsene, con tutti i problemi che poi derivano dalla politica, alla società e tutto il resto. Alla fine di questa conversazione con l'amico Fabrizio Protti ci saluteremo con Giovanotti, estate 1992, canzone appunto dell'anno di grazia 1992. Grazie per essere stati con noi, appuntamento domani alle 8:30 con la rassegna stampa di Radio Libertà e Sava Sandir. Non dimenticate che, malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buona giornata. C'era una volta un re che disse alla sua serva: raccontami una favola. E la serva incominciò e disse: c'era una volta un re che disse alla sua serva: raccontami una favola. E la serva incominciò. L'uomo col megafono parlava di cose importanti, purtroppo i passanti passando distratti, a tratti soltanto sembravano ascoltare il suo monologo, ma l'uomo col megafono credeva nei propri argomenti, per questo andava avanti ignorando i continui commenti di chi lo prendeva per matto. Però il fatto è che lui soffriva davvero. L'uomo col megafono cercava, sperava, tentava di bucare il cemento e gridava nel vento parole di avvertimento e di lotta, ma intanto la voce era rotta e la tosse allungava i silenzi. Sembrava che fosse questione di pochi momenti, ma invece di nuovo la voce tornava. Sembravano staccati dal mondo, lui così magro, profondo e ridicolo insieme. Lo sguardo di un uomo che preme davvero qualcosa e che grida un tormento reale, non per un esaurimento privato e banale, ma proprio per l'odio e l'amore che danno colore, calore.
Parlava di cose importanti, di troppi passati per strade porte, se quanto sembrava non ascoltare nessuno, negavo un caldero, mi stuprava avanti ancora prendeva per mano, negava, mi spiegava, cercava, tentava di bloccare il cemento, gridava nel vento, parole di tanto una voce era contenuto, sembrava il silenzio, sembrava che fosse lo strumento. La luce tornava, come un cafone sembravano staccati dal mondo, cose nuove per formare insieme uno sguardo di un uomo cose di privato molto reale, l'esaminato privato banale, parlava. Allora, è venuto a trovarci Fabrizio Protti dello Sportello Amianto Nazionale, lo voglio ringraziare per il tempo che ci ha dedicato in questi anni raccontandoci del dramma dell'amianto, e noi vogliamo salutarci per adesso chiudendo qui con uno stato dell'arte della situazione dell'emergenza amianto. Fabrizio, allora, a che punto è la notte con l'amianto e che cosa state facendo voi come sportello? Antonino, innanzitutto sono io che ringrazio te per la presenza costante e per la professionalità che hai sempre dimostrato e l'attenzione riguardo al tema. La notte è ancora lunga e tu sai che come la nostra tenacia è quella di non mollare mai. La tenacia è sempre, la nostra tenacia è sempre al primo posto, e gli zaini sono sempre più pesanti perché, ahimè, tutti i giorni che passano abbiamo vittime che contiamo, e quindi di fatto la nostra battaglia è nel rispetto e nella visione di poter interrompere questa conta di morti che ogni giorno, come dire, flagella il nostro paese, più degli incidenti sul lavoro, ma di fatto la notte è ancora lunga. I fatti di cronaca anche solo degli ultimi giorni, Antonino, noi ci sentiamo con una cadenza regolare e per questo ti ringrazio. Prego. Ma anche soltanto dell'ultima settimana dimostrano delle situazioni che sono imbarazzanti, dal liceo di Broni che non si è ancora risolto, di cui tu con coraggio hai parlato, all'incendio sulla Laurentina a Roma che sta in qualche modo preoccupando la popolazione, a situazioni di imbarazzo in cui sembra che lo Stato sia, se non assente, perlomeno disorientato, come capannoni privati su cui insistono ordinanze da 10 anni come ad Asti, mai ottemperate e mai risolte dalla parte pubblica. Quindi la battaglia è ancora lunga, la notte altrettanto, ma noi ci diamo da fare. E questa è la cosa più importante. Senti, nel corso di questo tempo gli italiani hanno comunque preso coscienza del rischio amianto, o in fondo è sempre un problema per altri? Credo che tu abbia toccato la corda più dolente. Quello che noi stiamo vedendo, soprattutto nelle situazioni, passami il termine, ma credo che sia un termine letterale, paesane, è quello che è sempre un problema per altri. Cioè, se noi prendiamo ad esempio il liceo di Broni, che sai che è una situazione che per mio conto è agghiacciante, sì. Cioè parliamo di una dispersione di polveri durante le elezioni a causa di lavori che hanno utilizzato strumenti elettromeccanici, quindi proibiti, e che sostanzialmente hanno intossicato i ragazzi durante le elezioni, e che poi si è scoperto che contenevano anche amianto. E quando uso la parola intossicato non la uso a caso, dal momento che ci sono stati accessi al pronto soccorso per intossicazione da polveri. Quando prendiamo una questione del genere, che però, come dire, tocca una piccola comunità paesana di 8.500 anime, dove il liceo è
un'eccellenza del territorio, è un fiore all'occhiello, è qualcosa di cui vantarsi, questo problema non è un problema, cioè cala un velo di omertà, di complicità nel tutelare l'interesse probabile, attuale, la comodità di avere il liceo vicino a casa, il fatto che magari il proprio figlio sia integrato con la comunità indigena e quindi in qualche modo possa avere, come dire, un ambiente domestico in cui crescere, e quindi l'amianto diventa un non problema, non considerando che non esiste una soglia minima di esposizione, seppur comunque molto limitato il rischio, ma non esiste, e quindi uno di questi ragazzi, se era inserito in un ambiente che potenzialmente potrebbe essere insalubre, potrebbe rischiare ancora di più di quanto ha rischiato, come dire, il 23 di marzo, cioè parliamo del 23 di marzo, Antonino, siamo alla fine, a metà del mese di agosto. Infatti. Siamo in una situazione che non ha ancora trovato pace, insomma. E questo è quantomeno esemplificativo. Senti, parliamo un po' di una vicenda che ti riguarda col Comune di Roma, o meglio che riguarda lo sportello. Come è andata a finire con la sede per lo sportello? Anche lì siamo... Riassumiamo un momento sta telenovela, perché non fa ridere, tra l'altro. Prego. Sì, ormai di fatto diciamo che come dire, la prendiamo con filosofia, insomma, perché non è che abbiamo bisogno del Comune di Roma per continuare a fare quello che il governo e la Presidenza del Consiglio ha definito un servizio sociale, insomma, quindi bene così. Se il sindaco Gualtieri non se ne accorge o non se ne cura, saranno fatti suoi. La cosa, come tu dici, è molto semplice. Noi avevamo attivato, quando c'era la precedente amministrazione, quando c'era la sindaca Raggi, dei protocolli sperimentali con alcuni municipi che, attenzione, erano i municipi governati dagli uomini e dalle donne che oggi fanno gli assessori nella giunta Gualtieri, e le sperimentazioni, passami il termine, credo, ma magari mi sbaglierò, però visto l'andazzo, non erano sperimentazioni, come dire, per deontologia, ma erano sperimentazioni per contrapposizione politica, no? Cioè per dire all'avversario politico, che ai tempi era la Raggi: guarda, noi ci occupiamo dell'amianto e abbiamo attivato lo sportello. Ebbene, quando è finita la giunta capitolina guidata dalla Raggi, che i protocolli sperimentali andavano in chiusura e quindi dovevano essere rinnovati e diventare protocolli definitivi, chi li aveva attivati si è dimenticato di trasformarli. Ma il paradosso non è soltanto che, ok, io e te possiamo, come dire, andare d'accordo in un periodo del nostro cammino e fare un pezzo di strada insieme, ma domani tu mi dici: Fabrizio, io non ho più bisogno di te, andiamo ognuno per la propria strada. No, assolutamente. Il paradosso è che, non avendo attivato i protocolli, non hanno comunque tolto i numeri dello sportello amianto nazionale dal sito di Roma Capitale. Quindi noi ci troviamo oramai da 5-6 anni a rispondere a cittadini romani, e lo facciamo comunque volentieri finché possiamo, seppur non riceviamo il giusto sostegno da parte dell'amministrazione. Quando gli diciamo: togliete, le strade sono due, o ci aiutate, e l'aiuto è un aiuto meramente economico, oppure, come hai detto tu, cioè dateci dei locali, no? Dove poter esprimere le nostre professionalità, oppure se no togliete i numeri, ma invece è il deserto dei tartari. Ecco, tanto per gradire. Il deserto dei tartari, e questo è quanto mai emblematico. Senti, prima di passare diciamo ancora avanti con gli sviluppi dell'attività del piano dello sportello amianto nazionale, volevo chiederti una cosa. Quando noi ci siamo conosciuti, tu avevi anche un'attività, diciamolo pure, filantropica in Romania, ai confini dell'Ucraina. Nella tua azienda ospitavi dei profughi che però in cambio lavoravano e quindi imparavano un mestiere. E dopo tutto questo tempo come è andata a finire?
Allora, l'associazione Emilio Falco, che era l'associazione filantropica che avevamo creato insieme a Confindustria Romania, è stata ufficialmente chiusa l'anno scorso per un motivo semplice, perché diciamo che non l'emergenza ucraina è finita, perché la guerra è ancora in corso, e tieni conto che proprio ieri sera alcuni dei ragazzi e delle ragazze che ho aiutato mi hanno mandato delle fotografie di supermercati di Kiev senza i beni di prima necessità, pane, latte, acqua, eccetera, eccetera, con gli scaffali vuoti, perché di fatto mi hanno raccontato che la Russia bombarda i magazzini alimentari per ghettizzare la popolazione, per mettere in difficoltà la popolazione. È una nuova strategia, ritengo, come dire, che possa essere, come dire, veritiera, perché la fonte appunto sono ragazzi che vivono quel territorio e che abitano a Kiev. E la fondazione è stata chiusa perché di fatto, come già in qualche modo avevamo condiviso, la maggior parte di questi profughi erano nella realtà profughe che si allontanavano dalla terra perché i loro uomini erano precettati al combattimento, ma che di fatto appunto non si spostavano solo lontano dal centro familiare perché appunto il marito restava a combattere, ma si spostavano anche da un'organizzazione familiare, la scuola per i figli, beni anche materiali, no? Le case o altro. Quindi tutte queste ragazze, tieni conto, noi abbiamo assistito più di 1500 famiglie, tra virgolette, di 1500 famiglie soltanto 40 si sono stabilizzate su territorio rumeno e quindi, come dire, hanno impiantato la loro famiglia, il loro centro degli affetti in Romania, e queste 40 sono state ragazze, ma non erano solo loro, che si sono ritrovate il marito morto in guerra e quindi di fatto hanno, come dire, scelto di rifarsi una vita altrove. Le altre hanno tutte voluto ritornare a casa perché comunque in ogni caso sentono molto forte la vicinanza alla patria, ai loro uomini e alle loro abitudini. Quindi la come dire, fondazione è stata ufficialmente chiusa. Noi abbiamo comunque ancora una parte di filantropia sempre legata al mondo industriale rumeno, che però esprime in altro modo, cioè cerchiamo di aiutare queste ragazze in questo momento sul loro territorio, proprio in questi momenti, cioè nei momenti in cui, ahimè, scarseggiano beni di prima necessità, servizi, cioè ad esempio abbiamo inviato in Ucraina, come dire, logistiche permettendo, piccoli generatori per autonomie elettroniche, elettriche e così via. Insomma, quindi abbiamo mutato il prodotto filantropico non perdendo il valore iniziale dell'aiuto. E avete fatto bene e mi complimento con te per queste scelte coraggiose e dignitose che mostrano il volto migliore di questo paese. Questo paese è ben migliore, lo so che non si dovrebbe dire in italiano, comunque migliore di come esso viene descritto o di come gli italiani stessi lo percepiscono. Senti, porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. sì, oggi insomma siamo in pieno agosto, l'emergenza amianto non va in vacanza e quindi a settembre cosa c'è per lo sportello? Allora, noi ricominciamo come tutti gli anni una lunga stagione di eventi, di divulgazione, di formazione, di informazione. Cominciamo con Safety Expo, che sarà a Bergamo, penso, dove il 16 avremo una grande parte convegnistica, dove presenteremo un libro che io ho avuto la fortuna di scrivere insieme agli amici del Comitato Tecnico per la Salute e la Sicurezza dell'INAIL nazionale, che si chiama Gestione
del rischio amianto negli edifici. È un libro che è diventato in pochi mesi dalla sua uscita, perché è uscito il 28 di aprile di quest'anno, è diventato il libro più scaricato a livello assoluto dal sito dell'INAIL, quindi è stato un grandissimo successo. Lo presentiamo a Safety Expo, lo ripresenteremo qualche giorno dopo, il 18, a Remtech Expo a Ferrara, e dove avremo oltretutto un padiglione con uno stand convegnistico che si chiama Casa Sportello Amianto, dove esporremo nuove tecnologie, la nuova tecnologia AIMI, che sarebbe la nostra indagine di mappatura tramite le indagini geotecniche e geomatiche satellitari, trasformata e, come dire, boosterata con l'intelligenza artificiale. Presenteremo le novità in ambito di formazione, i nuovi corsi per RRA, i nuovi corsi per RSPP e tutte le, come dire, attività che sono attinenti al mondo dell'amianto e alla gestione del rischio in 3 convegni all'interno di Remtech Expo, per poi spostarci a novembre quest'anno all'Asbestos International Forum di Roma, le solite 3 giornate nazionali e internazionali con il patrocinio del Parlamento europeo, con la presenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che avverranno come al solito nelle sedi più prestigiose, che sono appunto Palazzo Wedekind alla Presidenza dell'INPS, la Presidenza dell'INAIL e Montecitorio, la Sala della Regina, con la presenza del Presidente della Camera Lorenzo Fontana e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E questa è la parte, ovviamente, come dire, chiamiamola ludica, poi tu sai esattamente qual è l'impegno che c'è dietro l'organizzazione di eventi così importanti. No? Continuiamo con la formazione, siamo oramai in linea con i corsi con l'Accademia Nazionale per la Gestione del Rischio Amianto, prodotta insieme a UNI, ente di normazione italiano, e a Accredia, ente di accreditamento italiano, con un catalogo di corsi veramente vasto ed importante. Abbiamo avuto già da subito, come dire, dei feedback a livello di credits decisamente strutturati. Stiamo formando tecnici per l'Agenzia delle Entrate, stiamo formando tecnici per RAI, stiamo formando tecnici per Esercito Italiano, per Marina Militare, per INPS, per INAIL, quindi di fatto, insomma, l'Accademia sta andando molto bene e siamo felici di questo. E dopodiché restano le battaglie comuni contro questo caldo agostano e questa bolla che non si capisce, perché, come dici tu, c'è caldo, la terra brucia. L'esempio della Laurentina a Roma è quanto mai, come dire, calzante. Sappiamo che in quei terreni ci sono sepolte quantità di amianto friabile, perché sono stati abusivamente occultati. Ci sono relazioni del Ministero dell'Ambiente che lo dicono, e di fatto quel cantiere, quel disastro brucia da 15 giorni, con un commissario straordinario per la gestione dei rifiuti di Roma, che è il sindaco Gualtieri, che non sta probabilmente facendo quello che dovrebbe fare. So che si sono attivati anche a livello governativo, quindi speriamo che, se qualcuno a livello sindacale non si sveglia, si svegli qualcun altro, perché la popolazione ha diritto alla cultura sull'amianto, noi speriamo di dirgliela, ma di fatto di dargliela, ma di fatto ha diritto alla protezione dai rischi, e quella gliela deve dare lo Stato. Senti, per concludere, l'anno prossimo si vota, naturalmente non chiedo indicazioni di voto, né tantomeno ti chiedo per chi voterai tu, ma che cosa ti aspetti dalla politica? Dalla politica mi aspetto lealtà a livello etico, cioè io ho sentito oramai in 10 anni di Sportello Amianto dire sempre: l'amianto non ha colore, e purtroppo, ahimè, spesso mi sono trovato di fronte al non agire per questioni partitiche, non politiche, soltanto perché una proposta di legge o un azionamento di un regolamento veniva proposto dall'avversario. Quindi io chiedo alla futura politica di poter essere coerente con quei pochi annunci
sensati che fanno in campagna elettorale. Se in campagna elettorale dici che l'amianto non ha colore, poi dimostralo, e se lo vuoi dimostrare, lo sportello amianto, Fabrizio Protti, le organizzazioni che si occupano di amianto sono qui per aiutarti. Quindi questa è la coerenza che chiedo a chi si affaccia al voto per la prima volta. Ebbene, insomma, come dire, i 500 ragazzini del liceo di Broni l'anno prossimo votano, sapranno loro a chi dare la loro fiducia, dal momento che avranno vissuto sulla loro pelle come sono stati trattati. Quindi la coerenza paga sempre anche a livello politico. Grazie. Estate 1992, anno dell'Europa Unita, delle mie e delle tue vacanze. Come ogni caldo agosto, in giro per l'Italia faccio il culo arrosto. Dove andiamo? Ostia, Fregene, Rimini, Riccione, un'altra bronzatura ed un'altra canzone legata ad una storia d'amore passeggera nata sopra bagnasciuga, già finita la sera dell'addio del ci sentiamo. Pensa, ti chiamo, scrivimi, ricordati, ti prego, ti amo, sì. Estate 1992, l'estate delle mie e delle tue vacanze. Automobili, giù tutti i finestrini, anche più grandi che ritornano bambini. Il gioco prende il sopravvento sulle cose serie. Il lavoro si trasforma in ferie. Lo studio diventa vacanza. Il cielo lì che ti aspetta, fuori dalla stanza, vai. Ma che caldo fa. 500 anni fa Cristoforo Colombo volle fare una vacanza in giro per il mondo e fu il primo ad arrivare negli Stati Uniti, che prima di allora non si era mai sentiti. Importò il rock, il jazz e anche il Cinto City, le patate con gli hamburger ed una cifra di miti che ogni estate ci raffiora dalla radio TV. Però adesso Portocane non se ne può più, e nell'anniversario della scoperta americana qui da noi torna di moda la musica italiana. Vai! Finiscono le scuole, si apre la stagione delle minigonne storiche, del gavettone sulle magliette bianche, sulle camicette, e l'effetto del bagnato che evidenzia le tette, l'estate delle tette messe sotto inchiesta, della tetta artificiale, della tetta onesta. Ma per noi va tutto bene, non sottilizziamo, noi amiamo tutto quello che ci porta lontano da qui, dalla storia tristemente nota in tutta la terra. La mafia, il razzismo, l'AIDS e la guerra purtroppo sono cose vere. Purtroppo queste cose non vanno in ferie. Buone vacanze comunque, chiunque, ovunque, comunque, quantunque, perunque, comunque. In questo momento sta muovendosi un poco, che possa essere un'estate di fuoco, Estate 1992, anno dell'Europa Unita, delle mie e delle tue vacanze. Come ogni caldo agosto, in giro per l'Italia faccio il culo arrosto. Dove andiamo? Ostia, Fregene, Rimini, Riccione, un'altra bronzatura ed un'altra canzone legata ad una storia d'amore passeggera nata sopra bagnasciuga, già finita la sera dell'addio del ci sentiamo. I pezzi ti chiamo, scrivimi, ricordati, ti prego, ti amo, sì. Che caldo fa questa città.
Avete ascoltato Capitaneria di Porto.